Ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta, il nostro appuntamento con A Voi la Linea. Dopo il primo caso di un poliziotto contagiato da coronavirus a Roma, anche le forze dell'ordine intensificano i controlli per prevenire la diffusione del contagio e per proteggersi durante il loro servizio. Per saperne di più sentiamo Daniele Micheluz. Buongiorno da Pordenone, l'emergenza coronavirus che sta toccando tutti tocca anche le forze dell'ordine che sono impegnate in prima linea, li abbiamo visti ai varchi delle zone rosse ma che tutto il giorno sono sul territorio. Ieri il primo caso di un poliziotto a Roma che è risultato positivo al coronavirus. Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale del sindacato FSP Polizia di Stato. Allora intanto Padrone, come vi state organizzando voi delle forze dell'ordine? Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Immediatamente dopo il primo caso in Italia c'è stato un incontro al Dipartimento unitamente al capo della polizia e al direttore centrale di sanità, il dottor Cipriani, il quale ci ha dato quali sono le indicazioni innanzitutto così primarie per un primo intervento e poi chiaramente all'interno della riunione sono state dettate dal capo della polizia direttive quali anche la distribuzione di un materiale idoneo tipo le famose mascherine FFP3 che sono quelle più professionali. Parliamo di una distribuzione di 37.000 mascherine, in questa settimana se ne stanno distribuendo altre 100.000, così come sono stati distribuiti 500.000 paia di guanti, ma ripeto all'interno di questa settimana, soprattutto perché c'è il protrarsi di questa situazione, oltre 1 milione di guanti per gli uomini delle forze dell'ordine, anche perché ricordiamo abbiamo colleghi che stanno lavorando proprio ai confini a Vo di Padova, a Codogno, quindi stanno bloccando la zona rossa, non entrano nella zona rossa ma sono distribuiti ai confini. Abbiamo costituito presso Piacenza un centro di coordinamento in modo di avere sotto controllo una situazione di tutta l'Italia. Ecco, insomma, qualche caso in regione c'è stato, siete preoccupati anche per il fatto di venire a contatto con tante persone, anche se come ho detto insomma, le misure che vi hanno dato insomma, dovrebbero essere più che sufficienti, insomma, attenzione anche da parte vostra. Certo, c'è stata, ripeto, questa attenzione subito, immediatamente da tutte le sigle sindacali che si è riunito, ripeto, con le più alte sfere del Dipartimento. È vero che abbiamo avuto un collega a Spinacetto che ha contratto il virus, si trovava già a casa, premetto, si trovava già a casa per malattia, poi è stato fatto il tampone ed è risultato una polmonite per Covid-19, quindi tutto questo va a far capire che noi della polizia non siamo immuni, potremmo prendere, anche perché come chi lavora, soprattutto i medici, gli infermieri che lavorano a contatto diretto con la gente, anche nei nostri uffici, facciamo l'esempio solo dell'ufficio immigrazione, ci sono dei vetri protettivi già quasi in tutte le questure. Da noi a Pordenone stiamo utilizzando dei microfoni e verranno istituiti dei microfoni. Il problema è che le prefetture, che sono quelle che forniscono poi i soldi per l'acquisto, soldi non ne hanno, quindi ci stiamo attrezzando in maniera diversa. Però quello che anche il questore di Pordenone, il dottor Marco Dorisio, vuole è ottenere questi microfoni da inserire in questi vetri per la salvaguardia della salute e la salubrità dei colleghi. Come dicono gli esperti, noi non siamo medici, indossare la mascherina per chi è sano non ha un senso, quindi sarebbe anche un po' inopportuno trovare una pattuglia con la mascherina e fermare una persona, non credo sia neanche deontologicamente. Buon senso anche in questo caso. Allora, non creiamo allarmismo, ce n'è già tanto. Grazie allora Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato, e complimenti a tutto il lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine sul territorio anche per questa emergenza coronavirus. Da Pordenone è tutto, a voi la linea.
Grazie a Daniele Micheluz. Cambiamo argomento, la sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità, il titolo di un convegno che si è tenuto questa mattina nella sala del comune di Campoformido. È stato organizzato dal Comitato per la difesa dell'agricoltura e dell'ambiente, è intervenuto anche l'ex ministro dell'ambiente, il professor Corrado Clini, lo ha intervistato per noi Isabella Gregorato.